Finisce 0-0 tra Juve Stabia e Foggia, ma a conti fatti è la squadra campana che ha più da recriminare nonostante sia stata costretta a giocare quasi un'ora in 10 contro 11. Poche emozioni nel primo tempo, Di Silvestri al 15esimo il primo tiro della partita, facile la parata di Marruocco. Padroni di casa pericolosi al 25esimo, cross di Silvestri, corta respinta della difesa e destro al volo di De Rosa di poco alto. Si vede poco il Foggia, più aggressiva la Juve Stabia che però al 36esimo si ritrova in 10 per una follia di Rinaldi che sotto gli occhi dell'arbitro sferra un pugno a Chiaretti. La superiorità numerica però non modifica gli equilibri in campo, neppure nel secondo tempo. Il Foggia si vede su calcio da fermo, il colpo di testa di Zanetti al sesto è alto. Baclé, lasciato solo in attacco, si rende pericoloso 2 volte in pochi minuti. All'8° approfitta di un errore di Ignoffo, ma si fa respingere la conclusione da Marruocco. Al 15esimo il suo diagonale sfiora il palo. Il Foggia non punge, la Juve Stabia sì, al 28esimo sinistro dai 20 metri di Silvestri deviato in angolo da Marruocco, al 34esimo Esposito su punizione sfiora l'incrocio, prova a scuotere i suoi principali, insidioso il suo sinistro, troppo poco però per una squadra che punta in alto.